Dopo il 1866 iniziò la diaspora della gente veneta verso i continenti d'oltreoceano. Ma chi e cosa cagionò la fuga dalla terra tanto amata? L'unitarismo italico si rivelò il paradiso del burocrate di Stato, a discapito della gente comune. Scrissero sull'Arena di Verona: il governo italiano, a confronto dell'Austria, ha 3 volte tanto di regolamenti, 3 volte tanto di personale di pubblica sicurezza, di carabinieri. C'è anche una dichiarazione di Rustov, Wilhelm Rustov, che era un prussiano, però aveva indossato la camicia rossa con Garibaldi. E quando gli hanno chiesto un commento su Custoza, dà una spiegazione che in qualche modo interessa anche l'Italia. La dichiarazione è precisamente questa: l'amministrazione non è il forte dell'esercito e non è il forte dell'Italia. Enorme, lui sottolinea, è il numero delle persone assunte, ma la quantità non si traduce in efficienza. Ora, questo 1866 chissà se vale anche oggi. In Italia, nota ancora Rustov, è gigantesca la quantità di persone che desiderano campare a spese dello Stato, ma senza restituirgli i servigi per cui percepiscono uno stipendio. L'amministrazione militare e sociale cade facilmente nella confusione e nel disordine. Cambiato qualcosa? (1866), quindi le nostre radici sono scritte da un personaggio sicuramente fuori, diciamo, non di parte, è un osservatore che dice cose di questo genere. Avvocato, a lei un commento? Sarebbe fin troppo facile, quasi come sparare sulla Croce Rossa, fare un parallelo tra le inefficienze rilevate nella pubblica amministrazione del 1866 e le inefficienze che tutti i giorni constatiamo nella nostra vita quotidiana. Sarebbe facile. È vero però anche che il sistema veneto, almeno mi riferisco al Veneto, il sistema organizzativo veneto del 1866 era reduce da un paio di generazioni che avevano vissuto sotto l'efficienza austriaca. Lasciamo perdere che erano degli occupanti, che parlavano tedesco, che erano invisi alla popolazione per 1000 motivi. Però tutto si può dire del regime asburgico, tranne che fosse un regime inefficiente da un punto di vista organizzativo. Quindi la vita dei veneti è passata da un sistema di organizzazione statuale che funzionava, in poche parole, molto bene, al di là del fatto che venivano depredati dalle tasse, eccetera, però la vita quotidiana era ben organizzata. Ha una disorganizzazione pressoché totale che ha travolto, poi ricorderemo, penso ne parleremo dopo, la tassa sul macinato, che ha travolto anche tutta l'organizzazione economica. Quelle che erano delle piccole aziende agricole, il Veneto era ancora sostanzialmente un territorio basato sull'agricoltura, si è visto stravolto, si è visto un po' come la caduta dell'impero romano, lasciato a se stesso, senza la cura del territorio, senza una dovuta irregimentazione delle acque. Sono ritornate in molti luoghi quelle paludi che i veneziani, che la Serenissima aveva bonificato. È stato un decadimento complessivo della situazione agricola e quindi occupazionale e quindi reddituale dell'Italia del 1866, senza nemmeno un collante che giustificasse il rimanere qui. In mancanza di un collante emotivo, spirituale, un attaccamento dei valori, davanti all'arrivo di un nuovo regime che non dava alcuna affidabilità, che anzi godeva di pessima fama, lo abbiamo sentito prima. Che cosa rimaneva a chi si era visto privare di una prospettiva futura? La prospettiva di andare nel nuovo mondo, mamma mia dammi 1000 lire che in America voglio andare, si cantava ancora negli anni 20 del Novecento, la prospettiva di andare in un nuovo mondo dove l'operosità, la capacità organizzativa del mondo contadino, lo dico senza che questo possa avere un'accezione offensiva, del mondo contadino veneto è stata traslata in Argentina, in Brasile,
in Australia più tardi, è stata traslata dando delle opportunità di lavoro, per quanto per una vita durissima. Quelle opportunità che qui in patria non erano più credibili, allora, nella patria d'origine. Lei mi ha provocato sulle 1000 lire. Mamma mia, dammi 1000 lire che in America voglio andare. Non è per avere soldi in tasca, è per pagare la tassa di emigrazione, perché il Savoia ha detto dovete andarvene, però prima di uscire pagate la tassa, così se li mettiamo in tasca. Sì, e andavano a finire prima in tasca dei Savoia, naturalmente. Ecco, questa era una delle... Prego, a lei. Le cose da dire con l'occupazione italiana, che è stata la peggiore, assieme a quella francese, non finirebbero più. E il collasso economico che ha attraversato il Veneto addirittura è stato in parte doloso e in parte conseguenza della cattiva politica estera dell'Italia. La parte intenzionale riguarda proprio la tassazione, a cui accennava già il professor Casen, che si estendeva su tutto, dal sale al pane, cioè il macinato, andava a colpire i beni di immediato consumo, quando invece uno Stato civile come la Repubblica Veneta, ma non solo, faceva il contrario. Nei periodi di crisi importava grandi derrate di raccolti e lo distribuiva alla popolazione pronto per l'uso e calmierava i prezzi. Qua si è fatto l'opposto, tasse dappertutto, e l'emigrazione poi è stata orchestrata con queste agenzie di viaggio, chiamiamole così, che erano una longa manus del governo. No, dei Savoia. E I Savoia avevano creato una flotta apposta per la deportazione, non solo. Nel progetto iniziale dei Savoia era la deportazione del meridionale. Per cosa vuol dire? Si sono informati sul Pantanal del Sud America per comprare una terra e deportare i meridionali. Siccome costava troppo e l'operazione era impossibile, hanno tentato di deportare i meridionali in Malesia, comprando una foresta. Non è funzionato, diciamo, perché dobbiamo spendere soldi per mandarli? Hanno aumentato di 10 volte le tasse, hanno tagliato gli alberi di gelso, perché la più grande produzione di seta d'Italia era nel Regno delle Due Sicilie e i contadini vivevano perché era la ricchezza che dava, il di più che dava l'agricoltura. Coltivavano il bacco da seta. Hanno tagliato tutti ed era proibito piantare piante di gelso, così hanno decapitato l'economia meridionale e i meridionali hanno dovuto migrare. E poi diciamo che è andata la mafia. Non era la mafia, era la mafia sabauda che ha mandato via degli abitanti. Hanno tolto l'enfiteusi, giusto? L'enfiteusi, spieghiamo ai nostri telespettatori, che era il diritto del possesso della terra, non della proprietà, per cui io posso coltivare la terra fino a che le mie generazioni la coltiveranno. Se uno abbandona la terra perde il possesso, quindi non lo può più coltivare. Questa è stata decapitata, è stata nazionalizzata tutta quella terra che non era di nessuno, se non dei Borboni, che lasciavano coltivare la terra e la gente stava bene. Ripeto, il bilancio globale del Regno delle Sicilie era maggiore di tutti gli altri stati italiani messi insieme, compresi Savoia e la Sardegna. Questa è la situazione in cui si trovava. E poi hanno detto quelli che si sono ribellati, perché ha detto non vogliamo più pagare queste tasse perché non le pagavamo prima, perché le dobbiamo pagare adesso, che volevano mangiare, sono diventati i banditi meridionali. Ma anche a Padova, anche in provincia di Padova e in altre province del Veneto c'è stato il banditismo dopo il 1866. C'è la documentazione che almeno sono stati uccisi 200 banditi. I banditi in Veneto sotto la Repubblica Veneta non c'erano. Allora se vuoi far diventare bandito qualcuno, gli togli il pane, gli togli la possibilità di vivere e dopodiché
il gioco è fatto. Prego, lei. Per fortuna nelle Venezie le sollevazioni popolari sono state di dimensioni molto minori. Ci sono documenti storici che mostrano anche lo stile peculiare di una rivolta veneta. Tutta veneta, potremmo dire. Le processioni religiose. Sì. Quindi i Savoia si ingegnavano a proibire la fede, la politica anticlericale che hanno svolto è molto nota, e specialmente il contado reagiva continuando a fare queste processioni che venivano represse anch'esse. Una a Verona nel 1867 per il Corpus Domini si è trasformata in una mezza guerra civile, perché sono stati aggrediti proprio da questo ceto italiano liberale massone in maniera violentissima, con cariche di cavalli, lanciando pece, acqua bollente dai balconi, sparando, e a un certo punto questo popolo che faceva la processione si è azzuffato addirittura con le aste processionali, bastonava questi aggressori, e quindi abbiamo avuto episodi veramente incredibili. E secondo me è stato un bene comunque che il popolo non abbia trasceso, perché alla fine queste erano provocazioni e andavano a tutto discapito. C'è anche un aspetto non intenzionale che è collegato proprio alle guerre dei Savoia. Le continue guerre provocavano embargo da parte delle altre potenze coloniali, certo. Quindi il commercio crollava, ulteriore fattore, diciamo, di miseria. Certo, ma io vorrei passare dal passato al presente. Allora, diciamo, il nord-est è cresciuto, perché secondo il criterio del noto, diciamo, professor Tagliacarne, che è quello che stabilisce, diciamo, un grande economista, stabilisce la capacità di ciascuna regione nella produzione, nell'autosufficienza, eccetera, mette al primo posto la Lombardia, secondo posto con, mi pare, il 12%, la Lombardia il 19%, il 12% il Veneto, lo mette al secondo posto il Veneto, poi viene l'Emilia Romagna. Il Veneto oggi è una regione che si merita quello che sta succedendo. Io parlo sempre di economia e di fatti. Lasciamo stare la politica, perché la politica non è neanche incapace a capire quello che stiamo dicendo. Il Veneto si merita il trattamento che stanno propinandoci? Rispondo. Avvocato, prego. La domanda è una domanda da 100 miliardi. Perché, investimento? No, da 100 miliardi ad azzeccarla, direbbe Di Pietro. No. Perché, professore, si dice il Veneto non la merita, forse sì. Sottinteso questo, sì. Sottinteso la sua domanda. Però che cosa stiamo facendo per evitarlo? Noi come Veneti? No, aspetti. Sì. Anche da un punto di vista... Ci arriviamo tra un attimo, ma intanto diciamo ai telespettatori di cosa è privato il Veneto. Che cosa i governi, non dico questo il precedente, i governi da quando nasce la Repubblica, cosa è stato privato il Veneto rispetto ad altre regioni. È il secondo, a livello di censo, è il secondo regione d'Italia. Sì, quindi, siamo secondi solo perché abbiamo la metà degli abitanti della Lombardia. Bravo. In proporzione saremo i primi. Proporzione tra abitanti. Forse se 19 a 12 forse saremo anche più un po' più. Se fossimo il doppio saremmo 12 per 2, 24 in teoria. Allora, cos'è che manca in Italia? In Veneto? Beh, manca l'autonomia, addirittura. No, è politica già, lasci stare. Le ferrovie mancano. Certo. Cioè non abbiamo l'alta velocità e non ci danno l'alta velocità. La situazione delle autostrade come è messa? Vogliamo parlare Venezia-Trieste? Vogliamo parlare Venezia-Milano? Vogliamo parlare Venezia-Bologna, Padova-Bologna? Io non mi azzardo di fare quell'autostrada, perché è bravo che riesce a farla tutta senza avere qualche problematica.
ha 2 corsie oggi e ha 2 corsie. Sì, ma guardi, indubbiamente i collegamenti... Allora, perché non ci sono investimenti in Veneto quando il Veneto produce denaro che viene anche dato giustamente alla Sicilia per aiutarla a uscire dalla mafia? Ma non ci riesce. Prego. Guardi, posso portare un esempio che ho vissuto in prima persona. Un po' di anni fa, molti anni fa, avevo organizzato una riunione insieme alle province di Venezia, Padova e Rovigo e ai vari comuni interessati per ragionare della proposta che era arrivata da un gruppo imprenditoriale e finanziario svizzero per realizzare autostrada Venezia-Ravenna, la nuova Romea, chiamiamola come si vuole, visto che la Romea è intasata. Tutto è naufragato perché l'allora assessore ai trasporti della provincia di Rovigo, che tra l'altro ha un pezzettino relativamente piccolo di Romea, comunque ce l'ha, si oppose dicendo sì, noi siamo favorevoli alla costruzione di questa nuova arteria, a condizione che sia gratuita, a che giustamente gli investitori, il gruppo che avrebbe dovuto realizzarla, dice scusate, ma noi ci mettiamo cifre enormi, si possono immaginare, per la costruzione di questa autostrada, ci vorrete dare almeno per 30 anni la concessione, rientriamo dall'investimento, realizziamo un sacrosanto utile. Nulla da fare per l'opposizione nostra, devo dire, di alcuni rappresentanti istituzionali veneti, questa ipotesi naufragò. A me piacerebbe dire che noi siamo sempre, in tutte le occasioni, più bravi degli altri. Lo siamo in molte occasioni, forse non in tutte. Non siamo capaci, spesso e volentieri, di fare squadra. Però c'è un precedente, dopo l'Unità d'Italia. A proposito di ferrovie. I Rothschild hanno detto noi vi facciamo le ferrovie in Italia gratuitamente, ce le fate sfruttare per 30 anni. E hanno detto di no. E li abbiamo cacciati e abbiamo creato delle società fallimentari, c'è stato un magna fantastico e alla fine le ferrovie italiane sono arrivate in ritardo, fatte male e tutto quello che succedeva poi successivamente. Ecco, questo per dare che repetita non iuvant in questo caso. No, certamente, però dobbiamo anche riconoscere quelle che sono le nostre debolezze, ossia l'incapacità troppo spesso di fare squadra, come si usa dire oggi. Certo. Pensiamo solo al fatto quanto pesino in politica i nostri uomini politici. A Roma, quanto conta il Veneto? Zero. Quanto può incidere sulle decisioni che vengono prese, così vuolsi là dove si può, no? E di più non dobbiamo domandare, certo. Sempre citando Dante. Mi scusi, dove è nata la Lega? La Lega è nata qui. A Venezia hanno fatto i finti carri armati in piazza San Marco. Su quello sono in difficoltà a parlare perché tuttora difendo alcuni di quelli che sono... Parlo io allora. Era un'esibizione di un'autonomia un po' forzata, fatta male, ma però insomma è andata così. Ma è nata qui la Lega. Questo concetto poi è stato rubato e naturalmente perché i veneti per esempio sono dei grandi lavoratori. Sai chi è stato il primo a sfruttare i veneti? Giulio Cesare. Tutte le guerre galliche l'ha fatto con i veneti, non con i romani. Sì, che però all'epoca erano federati. Quando tornò a Roma, e questo il colpevole è Giulio Cesare, quando tornò a Roma obbligò il Senato a dire i veneti sono romani. Se mi passa la battuta, la colpa è sempre dei romani. Certo, non c'è dubbio. Ecco, per dirne una. Ma questa è la situazione in cui ci troviamo. Ma i veneti, quando venivano portati in America, quando migravano in America, c'era un'unità di misura del migrante che si chiamava il negro. No? I veneti contavano 100 negri, gli emiliano-romagnoli costavano già 40, i napoletani valevano 20, perché la capacità organizzativa e la tradizione di insegnare, che poi era la tradizione di Venezia, di una cultura a livello internazionale, faceva sì che il Veneto poteva fare qualsiasi cosa, poteva fare il contadino, qualsiasi attività se la inventava. Ma vede, quello che allora, perché dobbiamo essere ancora sottomessi a essere oggetti di predazione da parte di Roma?
Perché questa autonomia non viene data? Ecco, questa è una provocazione. Perché non viene data? Ma io sono anni che tutti i giorni leggo sui giornali l'annuncio che domani mattina ci sarà l'autonomia. Guardi, per non parlare dell'indipendenza o cose ben più l'indipendenza interessanti. è già basta un po' un gradino alla volta, perché poi farne 7 alla volta... Io posso essere anche d'accordo con lei, però ho ben presenti ai tempi quando c'era la ministra Erika Stefani di Vicenza, Vicentina, adesso non mi ricordo il paese, forse di Erzignano, la ministra che fece tanti proclami sui giornali, era ministra delle autonomie del governo a Roma, titoloni sui giornali, poi ripresi da Salvini, da Zaia, da tutta la classe dirigente leghista, ma in particolare del Veneto, che assicuravano, ragazzi è fatta, domani mattina vedrete che avremo l'autonomia. Manca l'ultimo passaggio in commissione, ma è fatta, tranquilli. Dal referendum... Abbiamo visto che dice se mi eleggete gli immigranti non arriveranno più, invece... non sappiamo dove metterli. Prego. Volevo rispondere al professor Casen con un concetto che di solito è attribuito a Platone, sì, dalla Repubblica. La punizione per i giusti che non si vogliono occupare di politica è quella di essere governati da farabutti. Bravo. E purtroppo, se parliamo di opere pubbliche e quant'altro, alla fine la politica, come viene un po' venduta dai media, è un parlare, ma nella sua essenza il primo compito è governare, e governare vuol dire gestire le risorse del territorio. Questo è l'unico modo in cui un popolo progredisce. Osservo che dopo il crollo del regime fascista e l'approvazione della Costituzione, che non è una novità assoluta, perché prima c'era lo Statuto Albertino, sì. Ma dentro cosa c'è di davvero nuovo? Le regioni. E le regioni sono una sorta di risarcimento storico dello Stato italiano, ultra accentrato sul modello dello Stato prefettizio francese e che ha avuto la sua naturale evoluzione attraverso il nazionalismo nel regime fascista. Il fallimento di quell'idea di Stato e di società, costato una guerra, costato 20 anni da incubo. Abbiamo qua l'avvocato Cantarutti che potrebbe ricordare la figura delle sue parti di Giacomo Matteotti, che fu il principale oppositore al regime. E mio nonno, che anche egli combatteva il regime, ha lasciato questa memoria dello sconvolgimento provocato dall'assassinio di Matteotti in tutta la gente veneta. Quindi questo passaggio terribile della seconda guerra mondiale, che richiedeva una rinascita, ha portato a un'idea di democrazia che più o meno può essere astratta, ma dentro c'era il riconoscere del fallimento di un unitarismo spinto, perché facendo un passo indietro ai ragionamenti che facevamo prima, i Savoia, Cavour hanno seguito quella strada, ma tutti gli intellettuali in Italia, con appoggi rilevantissimi come il papato, cioè una delle due autorità mondiali più importanti del passato, e intellettuali cattolici come Gioberti, ma anche intellettuali di area liberale come mi sfugge il nome, non Beccaria, adesso viene, vada pure avanti. Mi verrà in mente. Nessuno immaginava uno Stato italiano accentrato sul semplice presupposto che non avrebbe mai funzionato. Cioè le condizioni economiche erano tali che addirittura a Torino, nel Parlamento, i contrari all'annessione del Sud superavano i favorevoli. Quindi questo disegno politico, l'8 settembre 1943, collassa col tradimento generale di tutta la compagine dirigente italiana, in testa ai Savoia. E quindi come ricostruire? Con un'idea pluralista,
di autonomia. Sono state queste regioni disegnate malissimo, squilibrate, 20, alcune microscopiche come la Val d'Aosta, l'Umbria, altre molto grandi come la Sicilia, l'Emilia Romagna, il Piemonte, in fondo anche il Veneto. La frattura poi tra Veneto e Friuli Venezia Giulia che ci si poteva risparmiare tranquillamente. Certo. Faccio un'ulteriore parentesi. Quando si è cominciato a discutere seriamente di federalismo con la Fondazione Agnelli sull'onda dei successi leghisti, l'idea era creare dei Länder, quindi un numero di regioni inferiori che avrebbe consentito la gestione di più poteri. Quali poteri? Un federalismo pieno prevede più o meno di lasciare forze armate e magistratura allo Stato, il resto si poteva decentrare tutto, anche parte della magistratura. E da qui poi sono nate queste regioni a statuto speciale fatte come privilegio, e il Veneto assolutamente ignorato, addirittura schiacciato da 2 regioni speciali con termini che alcune aree produttive e imprenditoriali sono finanziate dalla mano pubblica attraverso la regione Friuli Venezia Giulia o la provincia di Trentino o la provincia di Bolzano. Quindi un'umiliazione incredibile. Questo stato di cose dunque ha trovato poi lo sfogo soprattutto con il referendum. E io ho seguito in realtà da di dentro, ma non scendo per buon gusto nei particolari, tutte le dinamiche dentro il Consiglio regionale del Veneto e l'operato dell'attuale governatore, che ha preso in mano la bandiera e ha condotto la battaglia. E là ci si è trovati l'opposizione totale di tutto l'apparato che blatera di democrazia e libertà dalla mattina alla sera, purché vada nelle mie tasche, come mi suggerisce il professore. Allora, l'avvocato Cantarutti ha seguito tra gli altri avvocati questi ricorsi e si è visto il braccio di ferro. La mia impressione è che è questa, sulla scorta del fatto che io sentendo il polso sia dentro il partito della Lega sia tra il popolo e persino le categorie produttive, non facciamo politica, non facciamo nomi, ma mettiamola su una visione storica, non facciamo politica, su una visione storica fatti. Di come sono andati i fatti. Anche la base di tanti partiti, mettiamola così, aveva assolutamente la propensione di fare sta battaglia politica, ma bisognava farla col popolo, e le richieste di scendere in piazza ovunque non si contavano. E quindi la mia impressione è che dall'alto ci sia stato un baratto. Permettiamo questa cosa scandalosa che il popolo si pronunci con un referendum, ma chi lo controlla farà la cortesia il giorno dopo che ha incassato i consensi di chiudere il dossier e riporlo su un casino. Questa è stata la mia idea, dopodiché nessuno me l'ha detto, io non ho un documento per dirlo, ma questa è stata la mia impressione. Allora è bene non dirla, perché noi andiamo per fatti e non per ipotesi. Mi assumo la responsabilità, e ho detto come Pasolini, non ho le prove. Mi scusi. Quindi ci siamo allargati, va bene, diciamo ai nostri telespettatori che non abbiamo nessuna documentazione, che se l'avremo la dimostreremo, non abbiamo nessuna paura, però in questo momento non possiamo andare a fare queste affermazioni. Prego. No, volevo fare un paragone, infatti, basandomi solo ed esclusivamente sui fatti, sui dati inconfutabili. Il plebiscito del 1866 di cui ci occupiamo questa sera fu un plebiscito che vide il 99,9% più o meno di favorevoli all'annessione all'Italia. E così fu, quella volontà fu rispettata. Il referendum del 2017, ormai sono passati 5 anni, si fatica anche a dirlo, il 22 ottobre non per nulla fu celebrato lo stesso giorno di quello del 1866, vide una percentuale di favorevoli, vado a memoria, 98,2, 98 e qualcosa per cento di favorevoli a maggiori forme di autonomia. Questa volontà però, a differenza
di quella del 1866 non è stata rispettata. Questo è un dato di fatto, perché a distanza di 5 anni dal referendum il grado di maggiore autonomia che era stato chiesto dal 98% dei veneti, questo maggior grado di autonomia è pari a 0. Poi possiamo discutere all'infinito e sicuramente ci saranno altre occasioni, ce ne sono già state, per andare ad individuare la responsabilità di questo mancato adeguamento alla volontà popolare espressa, questa volta sì, con assoluta e totale libertà, riservatezza e segretezza. Non c'erano i carabinieri che portavano via chi avesse votato per il no all'autonomia. Liberissimi di votare. Ha votato a rotondo il 60% dei veneti, né più né meno di quanti oggi vanno a votare per le politiche, per le elezioni politiche, e di quel 60% la stragrande maggioranza, il 98%, ha detto sì. Davanti a questa certificazione, un dato di fatto, di una volontà popolare che tutti, da destra a sinistra, da sopra e da sotto, sbandierano come inviolabile, assoluta e da rispettare, dobbiamo prendere atto che lo Stato italiano ha concesso al Veneto, che lo chiedeva, esattamente 0 di tutto quello che chiedeva. Anche nemmeno andare per gradi, come suggeriva lei prima. Io mi reputo una persona moderata e disponibile a ragionare. Andiamo pure per gradi, ma dopo 5 anni vedere che nulla è stato fatto, quasi quasi mi vengono da rimpiangere i Savoia che applicarono la volontà popolare, per quanto coartata. Bene, allora io spero che ci sia questa autonomia come primo passo, perché quello che è la gestione dell'economia veneta non può essere gestita da Roma. Abbiamo avuto degli esempi che sono stati mostruosi. Vediamo come stanno distruggendo Venezia e per salvare Venezia ci sono solo i veneziani, non ci sono altri che possono andare a chiacchierare su Venezia. Seconda cosa, abbiamo visto il disastro del Mose, cominciato nel 2002, è finito, siamo ormai a quanti? A 20 anni, e non è ancora finito, e per muoverlo occorrono 300.000 euro ogni volta che alziamo le paratoie. Queste sono operazioni che arrivano da Roma, gestite non dai veneziani, ma gestite da ben altre persone. È un'opera priva di progetto e quindi non si sa come funzionerà, quanto funzionerà, e non è stato neanche previsto tutti gli accessori di un lavoro di questo genere. La sabbia si insabbia, sta scendendo perché il Mose è già sceso di 20 centimetri, perché il terreno che sta sotto non hanno calcolato che purtroppo non tiene, ma così vale per molte altre cose. Abbiamo un collegamento dall'aeroporto a Venezia che non esiste ancora. Abbiamo un aeroporto di Treviso che è tagliato fuori dal mondo, non ci sono collegamenti. Per arrivare a Treviso bisogna fare 1000 strade. Non c'è un collegamento tra l'aeroporto, ne abbiamo fatto un servizio proprio oggi, tra l'aeroporto di Verona e la città di Verona, quantomeno con una ferrovia non c'è. Allora, noi che paghiamo il censo, paghiamo miliardi di tasse a Roma perché vengono ridistribuite nelle regioni povere, non riusciamo ad avere quelle cose, non per averle per gioire del possesso, ma averle per farle funzionare. Noi non abbiamo le strade che collegano il nord del Veneto con il sud. Abbiamo delle strade, la Via del Santo è una strada impraticabile, è un suicidio. Hanno costruito autostrade dove il traffico è praticamente a nullo. Perché? Perché noi che paghiamo le tasse non ci rendono, o quantomeno ci rendono indipendenti nel gestire il denaro che ci spetta, che ci torna indietro. E invece lo usa Roma, ci fanno sopra, ci mangiano sopra, e poi quello che arriva arriva e noi dobbiamo stare zitti. Non riusciamo a gestire la laguna di Venezia, stiamo distruggendo la laguna di Venezia. Non riusciamo ad avere
a Padova non ci sono i ponti, non so se vi siete accorti, non esistono, sono ponti che sono vecchi di 200 anni. Volta Barozzo c'ha 120 anni, il ponte di Ponte San Nicolò ne ha altrettanti. E tutto il traffico passa attraverso un ponticello che una volta passavano i carretti, e ancora noi paghiamo le tasse e non ci vengono restituite. Perché è ricco il Trentino? Perché paga le tasse giuste e il 100% delle tasse vengono restituite a Trento e a Bolzano, e loro sono ricchi e si gestiscono loro il denaro. Questa è l'autonomia. Lasciamo che i politici veneti gestiscono il denaro veneto e rendano conto ai cittadini, perché Roma è troppo distante. Come non essere d'accordo? Bene, grazie del vostro intervento. Io spero che i nostri telespettatori ci abbiano seguito, perché è molto tardi, e comunque ribadiamo il concetto che il Veneto ha insegnato sempre ancora all'epoca di Cesare come si gestivano correttamente i rapporti pubblici, e non facevano guerre i veneti, e Venezia non faceva guerre. L'abbiamo fatto per difenderci, ne abbiamo fatte tante, ma nessuna era voluta, erano una necessaria difesa. Ma non solo, una volta che era vinta si pagava l'avversario, diceva quanto facciamo pace. Dopo Lepanto Venezia è stata costretta a fare la pace, perché avrebbe avuto l'intenzione di proseguire la campagna militare conquistando Istanbul, ma non avevamo alleati per farla. Quindi, onde evitare di restare scoperti con un nemico che poteva attaccare sempre, bisognava chiudere con... C'è un altro piccolo dettaglio che sfugge, che la flotta genovese è scappata. Sì, durante la battaglia sì. È scappata perché? Perché dice, se io scappo, Istanbul mi vorrà bene. Sì, c'è stato l'ammiraglio Doria che ha avuto un atteggiamento ambiguo e condannato poi ha dai detto comandi. Io la guerra ai turchi non la vado a fare, perché sennò mi chiude la via della seta. Ma anche per un altro motivo, perché a differenza delle navi della Serenissima, che erano navi di Stato, delle galee armate, galee e galeazze, armate e affidate ai sopracomiti, ai comandanti, le galee di Gianandrea Doria erano sue personali affittate al re di Spagna, e figuriamoci se lui voleva rischiare la distruzione delle sue personali galee, le ha salvate, e così come il suo dirimpettaio, l'ala sinistra dello schieramento turco, se la sono filata in mare aperto e ha salvato le une e le altre. È vero, è vero. Certo. Va bene, certo, grazie di tutto, e ci vediamo prossimamente, che parleremo ancora dell'autonomia. Certo, grazie all'avvocato Luca Zano Cantarutti per essere stato con noi, e grazie a Edoardo Rubini, ricordiamo curatore di questo documentario 1866, il furto delle Venezie. Grazie anche perché appunto alcuni spezzoni di questo documentario li abbiamo presentati nel corso della trasmissione. Prima di salutarvi però, e anche voi a casa, ricordiamo sempre i nostri ospiti silenziosi. Iniziamo da Julian Assange. Ha ricevuto una visita recente da parte dell'ex ministro delle finanze greco Yanis Varoufakis, che ha lanciato un allarme dicendo che Assange non sta bene e sarebbe anche, come dire, a rischio della vita. Ha parlato di un omicidio lento. Ricordiamo che Assange è in carcere a Belmarsh nel Regno Unito ed è in attesa di estradizione negli Stati Uniti, ed è in uno stato di detenzione, di isolamento per quasi 23 ore al giorno, quindi una detenzione veramente dura. Perché è in carcere Assange? Perché ha fatto il suo lavoro, questo non ci stancheremo mai di dirlo, perché Assange è in carcere per il nostro diritto di sapere che cosa sta facendo ad esempio il nostro governo
alle nostre spalle, o quello insomma che fa senza dichiararlo. Ha fatto il giornalista, ha fatto il suo lavoro, ha avuto delle informazioni e le ha rese pubbliche, ma questo ha dato fastidio evidentemente alla grande democrazia, così come si definisce, degli Stati Uniti, che lo vogliono processare e condannare a 175 anni di carcere. Poi invece parliamo di Narges Mohammadi, anche qui è una giornalista che è in carcere in Iran, attivista per i diritti umani, quest'anno è stata insignita del premio Nobel per la pace, ma insieme a lei proprio in questi giorni ci sono state altre condanne per vari anni di prigione a 2 giornaliste iraniane, Elahe Mohammadi e Nilogar Ahmedi. Sono in carcere per aver contribuito a rivelare al mondo il caso di Mahsa Amini, che sicuramente ricorderete, la giovane rimasta uccisa in Iran dopo l'arresto perché portava il velo in modo inadeguato. Poi abbiamo l'altro premio Nobel, Aung San Suu Kyi, che resta in carcere. Anche qui continuano gli appelli del figlio, perché le condizioni di salute di Aung San Suu Kyi sono veramente precarie e sollecita un intervento anche internazionale per il suo ritorno in libertà. Ecco, per tutti quanti loro e per tutti gli altri che sono in una situazione di detenzione ingiusta per motivi appunto per la difesa dei diritti umani o perché hanno fatto bene il loro lavoro, noi ci uniamo nella richiesta di una loro liberazione che avvenga il più presto possibile, che vengano a cadere anche le accuse. Non ci stancheremo mai di ripeterlo e di ricordarvelo. Ci fermiamo qui, grazie ancora ai nostri ospiti in studio, grazie a chi ci ha seguito da casa. Ci ritroviamo venerdì prossimo come sempre con TV7 Match. Buonanotte a tutti.